Una serata benefica, una serata anche appunto per ricordare le tante maglie azzurre del Napoli, per guardarle da vicino, magari perché no anche provarle a toccare. Qui chi per 13 anni ha vissuto il Napoli dall'interno dello spogliatoio, uno degli storici fisioterapisti del Napoli negli ultimi 13 anni, peccato, ha lasciato proprio nell'ultimo appunto campionato, Giovanni Davino. Sì, innanzitutto buonasera a tutti, saluto tutti i presenti, insomma è stata una bella esperienza stasera stare con tutti voi. Diciamo che è iniziato un nuovo cammino della mia vita, ho lasciato il Napoli dopo tanti anni, con un po' di rammarico ma con la soddisfazione di aver dato tanto per i colori azzurri e di aver lasciato, penso, un buon segno sulla mia professionalità e sulla mia persona. Ecco Giovanni, ovviamente io non posso non chiederti l'emozione di quel momento, perché quell'ultima partita io me la ricordo, vivendo appunto lo stadio San Paolo, vivendo il Napoli quotidianamente, mi ricordo la tua emozione. Guarda, è stata diciamo una giornata molto lunga che è iniziato con il ritiro, il mio ultimo ritiro. È stato abbastanza emozionante la sera che ha preceduto la gara, perché comunque i giocatori mi venivano a trovare nella stanza, poi qualcuno ha lavorato pure, per cui è stata una giornata molto intensa, molto lunga. Non ti nascondo la mia grande emozione nel pensare che magari era il mio ultimo giorno. Però diciamo, questo po' di amarezza è stata mitigata anche dal fatto di aver dato tutto per questa maglia, anche io nel mio piccolo, e quindi aver lasciato, come ripeto, un buon ricordo. E ancora oggi con tanti del Calcio Napoli, ma anche col Presidente, sono rimasto in ottimi rapporti, per cui questa è una cosa che mi ha gratificato molto, insomma. Fosigulam, ma è vero che hai muscoli così d'acciaio? Ma diciamo che ci sono tanti giocatori che fisicamente sono al top, e là, cioè, diciamo che Fauzi è uno di quelli, una persona che cura molto l'aspetto fisico, una persona eccezionale. Veramente io ho incontrato tantissimi giocatori nella mia lunga carriera a Napoli, di cui riservo con tutti grande diciamo, rispetto e grande amicizia. Fauzi è una persona eccezionale. Ma qual è quello che più ti ha impressionato a livello fisico in questi lunghi 13 anni? Ma, diciamo che ce ne sono tanti, in realtà non lo dico soltanto io, ma i dati, ma anche chi ha sentito parlare di Edinson Cavani. Edinson era un mostro fisico, una persona che curava moltissimo l'aspetto fisico, e poi ce ne sono altri pure, però comunque alla fine quello là che per antonomasia rispecchia l'atleta perfetto è Edinson sicuramente. L'ultima, poi ti lascio andare, questo Napoli di Ancelotti secondo te dove può arrivare? Io mi svesto un attimo della mia figura anche da tifoso, ma da sportivo dico che Napoli farà un grandissimo campionato, glielo auguro. Lo auguro alla società, ad Ancelotti, che ho avuto la fortuna di conoscere pochi giorni fa, un breve incontro, perché i ragazzi se lo merita la società, e speriamo che questo sia l'anno buono, lo spero vivamente. L'anno scorso purtroppo ci è rimasto in gola, però nonostante ciò penso che dopo un campionato irripetibile come quello, dove i giocatori, tutta la società dal primo all'ultimo abbiamo dato tutto, spero che quest'anno, con l'avvento anche di mister Ancelotti, uno che è abituato a vincere, non perché Sarri non lo fosse, perché il mister è stato grandissimo in questi 3 anni, spero che possa dare il tocco in più per vincere l'agognato scudetto, e spero di poter festeggiare con i ragazzi in questo momento magico. Grazie Giovanni. Grazie a te, grazie mille.